Le problematiche locali che si inseriscono all'interno anche delle problematiche nazionali sono dovute allo stallo e al blocco del rinnovo contrattuale, situazione che è stata poi peggiorata dall'annuncio inaspettato e al di fuori delle vigenti regole contrattuali di 41 esuberi dei lavoratori della parte commerciale Exchange EIFIS della caserma Ederle. Per queste ragioni i lavoratori italiani che prestano servizio nelle basi militari americane per la prima volta proclamano uno sciopero e domani mattina si sono dati appuntamento a Vicenza. Dalle 10 l'ammassamento in via Carlo Goldoni e un lento corteo arriverà alla Mire Piazzale Ferrarin, dove i vertici sindacali nazionali di categoria parleranno in un comizio. Sono attese almeno 300 persone in rappresentanza di tutte le basi americane in Italia, soprattutto da Aviano e Livorno. Viale della Pace e le vie collaterali alla base Daldin sono state precluse per ragioni di sicurezza dalla Digos. Un servizio di sicurezza interno al sindacato vigilerà affinché alla manifestazione non si infiltrino presenze estranee ai lavoratori che possono strumentalizzare il senso della manifestazione. Per noi sarebbe importante trovare una soluzione alla questione dei 41 esuberi e aiutare i lavoratori a far sì che vengano ricollocati all'interno della stessa base di Vicenza e dopodiché il rinnovo del contratto. Per noi è importante questo rinnovo perché a situazioni di emergenza come ci sono state negli ultimi anni con l'inflazione e l'aumento dei costi della vita servono delle risposte straordinarie con un riconoscimento economico più sostanzioso rispetto al passato.